fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Lorenzo e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete patrioti innamorati della libertà. E allora oggi, sabato 18 gennaio, rassegna stampa in cui ci occuperemo principalmente delle continue aggressioni alle forze dell'ordine. Ieri a Quarticciolo a Roma una ventina di persone hanno accerchiato gli agenti per impedire l'arresto dei due spacciatori. Pensate, 11 le persone identificate, 5 gli arrestati, tutti magrebini irregolari nel territorio italiano. E poi riparleremo della morte di Rami, perché secondo i PM che stavano appunto indagando non sarebbe avvenuta nessuna violazione da parte dei carabinieri impegnati nell'inseguimento. Dopo la rassegna stampa anche oggi ci collegheremo nel finale di puntata con Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina su queste onde per Te la ridò io l'America, e oggi si collegherà con noi anche il giornalista Matteo Carnieletto, vice caposervizio del giornale, già nostro ospite. Carnieletto, ricorderete, aveva intervistato nel dicembre del 2016 l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, proprio subito dopo la liberazione di Aleppo. Con Desio e Carnieletto invece affronteremo questo tema dello squadrismo degli antifascisti che durante le proteste per la morte del giovane Rami avevano assaltato la polizia, e con loro parleremo anche del Taharrush Gamea commesso dai giovani islamici a Milano durante la notte di Capodanno, e insomma un fatto che purtroppo non è nuovo in Europa. Su questo tema, come ricorderete, è intervenuta anche la stessa europarlamentare leghista Susanna Ceccardi proprio l'altro giorno a Dritto e Rovescio da Paolo Del Debbio. E siccome per noi le vostre opinioni contano parecchio, vogliamo sempre permettere un reale confronto democratico e pluralista, per cui apriremo il consueto filo diretto con voi. Intervenite come sempre chiamando allo 029294 7222, 3 volte 2 finale, e scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 67 09 659. E nelle vostre chiamate cercate sempre di non superare il minuto, massimo 90 secondi, in modo da concedere spazio anche agli ascoltatori che vogliono intervenire ma che trovano la linea occupata. Se un intervento dovesse superare 90 secondi saremo purtroppo obbligati a sfumarlo, e vi ricordo che potete seguirci sempre, quindi dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet radiolibertà.net, che offre sempre una veste grafica editoriale aggiornati, no? E quindi è un vero e proprio giornale online. Potete seguirci poi sempre dall'app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e dal canale YouTube. Vi invito poi ad abbonarvi, a sostenerci. Basta veramente poco per sostenere questa radio, che è unica in un contesto mainstream, come sapete, succube del politicamente corretto, quindi potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora iniziamo subito. Io vi ho fatto vedere già la prima pagina qui della Verità. Vedete i PM inseguimento a Rami impeccabile, la procura sbugiarda Sala, Gabrielli e tutto il PD. Eh sì, perché vi ricorderete Sala e Gabrielli avevano osato criticare l'operato appunto dei carabinieri. Non emergono violazioni o illeciti da parte dei carabinieri, che sono tenuti a impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e a ricercarne gli autori, scrivono i magistrati. Altro video: i militari che qualche dem chiama assassini soccorrono i 2 ragazzi caduti. E poi quello che vi stavo anticipando prima: a Roma branco di nordafricani che aggredisce i poliziotti mentre arrestano uno spacciatore, e quindi la procura che sbugiarda tutti quelli che a sinistra avevano criticato, attaccato i carabinieri. Poi la riforma invece della giustizia, la riforma Nordio, la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Qui scrive Maurizio Belpietro: l'associazione nazionale magistrati strilla ma evviva la riforma che spazza
le correnti dei giudici. E su questo tema poi torneremo, perché oggi c'è anche un'intervista che dobbiamo assolutamente analizzare e commentare, che è quella a Palamara, sul giornale di oggi a pagina 3, intervista condotta proprio da Manti, e quindi è un tema assolutamente che ricorrerà oggi nella nostra rassegna. Allora qui scrive Maurizio Belpietro: negli ultimi 30 anni non c'è stata riforma della giustizia che non sia stata accolta dall'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, con un fuoco di sbarramento. Che si trattasse di mettere mano alle carriere o alle intercettazioni, al sistema di valutazione o al funzionamento dei tribunali, o che i governi fossero di destra o di sinistra, il sindacato delle toghe si è sempre schierato contro. Neanche l'Aventino, ora minacciato dai magistrati in vista di questa riforma, come dire, ci sembra una novità. Qui vedete, continua a pagina 9, ecco qui, la riforma del CSM che fermerà gli inciuci tra toghe, questo che continua appunto dalla prima pagina per l'editoriale di Belpietro, appunto dicevamo inaugurazione, scusatemi, l'Aventino minacciato prima di questa inaugurazione dell'anno giudiziario non è una novità. E infatti in passato c'era chi invitava a resistere, resistere e resistere, vi ricordate, no, sotto il governo Berlusconi, mentre altri sventolavano la Costituzione o giravano le spalle al ministro. Nella sostanza giudice e PM hanno sempre rifiutato qualsiasi modifica sia dell'organizzazione degli uffici che alle procedure e al codice penale. Per loro, a quanto pare, la giustizia va bene com'è, anche se l'arretrato è spaventoso, eppure se gli errori giudiziari si moltiplicano, costringendo lo Stato a ripagare i cittadini finiti ingiustamente nel girone infernale delle detenzioni preventive e in qualche caso anche in quella definitiva. Vedremo presto se in vista dell'approvazione della riforma scritta da Carlo Nordio, ossia da uno di loro, le toghe decideranno anche di incrociare le braccia, come pure è stato fatto in passato. Nel frattempo siamo costretti a registrare le solite geremiadi che traboccano dalle pagine dei giornali. Per Marco Patarnello, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione, la legge approvata alla Camera aprirà la strada alla sottomissione dei PM al Ministro della Giustizia. Per Claudio Maria Galoppi, segretario nazionale di Magistratura Indipendente, la riforma è sgangherata e punta a svilire giudici e pubblici ministeri per il controllo di legalità che esercitano. Ma arrivo alla conclusione, così riprendiamo anche la prima pagina della Verità con tutte le altre notizie. I CSM quindi saranno 2, questa è la proposta di riforma, no, la proposta principale, e ognuno avrà membri estratti con un sistema casuale. Cambierà anche la sezione disciplinare che adesso valutava il comportamento, che tuttora valuta il comportamento dei magistrati con lo stesso criterio dell'avanzamento di carriera, ovvero puniva solo le vicende più gravi, salvando la maggior parte delle toghe deferite grazie al meccanismo della reciprocità. Io chiudo un occhio sul tuo compagno di corrente e tu lo chiudi sul mio. D'ora in poi ci sarà un'alta corte con la maggior parte proprio dei magistrati, dei componenti eletti con il meccanismo del sorteggio. Insomma, la riforma garantisce autonomia e indipendenza soprattutto dalle pressioni delle fazioni di cui si compone la magistratura, che, come avete capito, non sono molto diverse da quelle che invece compongono il Parlamento. Le correnti sono come i partiti, con la loro organizzazione e i propri militanti, con la differenza che quest'ultimi possono aprire inchieste, disporre arresti eppure condanne. E giustamente qui osserva in conclusione Maurizio Belpietro. E allora ritorniamo un attimo a pagina 1, la prima pagina della Verità, con poi la notizia dagli States per la decisione della Corte Suprema su TikTok, la Corte che chiude TikTok, ma Trump parla con Xi Jinping, decido io, svolta dell'FBI, addio all'ufficio WOC per l'inclusione. Di questo se ne occupa Stefano Graziosi a pagina 17. Poi vedete qui Davide Perego e Carlo Tararlo sulla Procura di Milano, che ha valutato come perfettamente lecito l'inseguimento condotto dai carabinieri per il caso Rami. Per la Procura di Milano i carabinieri non hanno commesso violazioni illecite nella scelta e modalità di inseguimento dello scooter su cui viaggiavano Ramiel Gam e l'amico Fares Bouzidi. Una notizia che spegne le proteste su cui soffia la sinistra per dare contro alle forze dell'ordine. E anche un filmato inedito dell'incidente diffuso da Dritto e Rovescio mostra il comportamento esemplare
dei militari, dei carabinieri. L'articolo poi di Borgonovo sulle bordate che sono state rifilate, che sono partite dalla sinistra contro le indicazioni di Valditara, del ministro dell'istruzione, sinistra contro la nuova scuola perché disturba gli immigrati. I progressisti si scatenano contro la nuova scuola di Valditara, la decisione di dare più spazio alla storia dell'Occidente, alle nostre radici, sarebbe un ostacolo all'integrazione. Su Repubblica la Cuzzocrea si chiede: non dovremmo capire di più l'Oriente, il Medio Oriente, la Cina, il Giappone, l'India che stanno cambiando il mondo? Mentre la scrittrice Viola Ardone vuole che ai giovani venga insegnato a compiere il fact checking e che si istituiscano corsi di educazione relazionale e sessuale contro i femminicidi. Insomma, qui sintetizza Borgonovo, la solita fuffa globaloide. E beh sì, perché tutta questa esterofilia, e studiamo di più il Medio Oriente, il Giappone, una esterofilia che poi nasconde sempre la solita oicofobia, l'odio verso di sé, verso le nostre radici, e poi addirittura vedete, no, questo desiderio anche di occuparsi per esempio di educazione relazionale, sessuale, ma soprattutto poi l'invito da parte della Viola Ardone a interessarsi di fact checking, che abbiamo visto poi come funzionava il fact checking su Facebook, l'ha di fatto ammesso anche Zuckerberg, e cioè che alla fine era una sorta di programma di censura di massa che era anche ideologicamente orientato, ecco, schieratissimo. E questo prosegue a pagina 4, ma prima un'anteprima, no, di tutto e poi approfondiamo. Vedete anche qui boom di miocarditi letali dopo i vaccini Covid, e questo un altro argomento sempre scomodo che non si può trattare per i soliti programmi di censura di massa, no? Studio pubblicato sulla rivista ufficiale dell'Associazione per le malattie infettive in Giappone lancia l'allarme per i maschi dai 30 anni in giù che abbiano ricevuto l'iniezione con il farmaco a mRNA, casi più che triplicati. Patrizia Floderreiter che scrive su questo tema: uno studio shock rivela che nei soli 3 anni di campagna vaccinale anti-Covid in Giappone è stato registrato oltre il 50% del totale delle miocarditi censite dall'aprile 2004. I più colpiti sono stati i maschi di età pari o inferiore ai 30 anni. Il decesso di giovani pazienti è stato segnalato nell'11% dei casi. E poi, sempre per rimanere sul tema della pandemia, vedete doppio Arcuri, spavaldo coi politici, ma coi PM aveva compiuto lo scaricabarile, le mascherine fallate miliardarie. Questo è l'articolo di Fabio Amendolara. Ha sfogliato con calma un corposo documento corredato di slide per tutto il tempo dell'audizione in commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19, alternando pause scenografiche a uno stile da gran commì consumato, relazionando con convinzione sulla scelta della struttura commissariale di annullare il contratto con la JC Electronics. E insomma, quindi prosegue questo lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Ci torneremo anche su questo. E poi la riflessione di Camilla Conti su questa intelligenza artificiale che rompe e manifesta pure delle allucinazioni, algoritmi sempre più invasivi, spuntano dappertutto ma continuano a commettere errori. Dopo il rodaggio volontario che in parte risparmiava chi non era interessato, l'intelligenza artificiale entra nella fase 2, invade tutti i sistemi, spunta nelle app, nei social e pure nelle mail senza scampo. Il problema è che continua a commettere errori e a soffrire di allucinazioni a cui è molto difficile rimediare. E poi l'altro grande tema della giornata, e cioè tutto questo agitarsi al centro con la possibilità, no, di una nuova formazione centrista, forse di un nuovo centrino verrebbe da dire, che sia da stampella, ecco, per la sinistra. E ovviamente commenteremo tutto quello che ha detto anche Romano Prodi sulla 7. Ecco, a proposito di questo, oggi sul tema scrive anche Massimo Giannini nel suo editoriale per la Repubblica, il centro e la sinistra, ovviamente poi lo leggiamo con calma. Vedete, oggi lancia il suo centrino, nella frenesia di attaccare la Meloni, Prodi si copre di ridicolo sulla Sala. L'articolo di Francesco Bonazzi: Romano Prodi tiene alta la tensione per l'assise centrista di oggi e pur di attaccare il governo arriva a ribadire l'accusa di eccessiva obbedienza agli Stati Uniti da parte della Meloni e persino a criticare la liberazione di Cecilia Sala, oggettivo successo del premier e del governo.
Quando ho salvato Daniele Mastrogiacomo, ha detto con un paragone più che ardito, non ho ricevuto aiuti dagli Stati Uniti. E poi una notizia che dovrebbe far riflettere è quando continuavano a dirci da alcuni a sinistra che con questo esecutivo avremmo rischiato chissà quale spread, e addirittura record per i titoli di Stato italiani, sono i migliori d'Europa, avvio d'anno super. Questo è un tema che poi ritratteremo anche analizzando un po' il rallentamento della, ormai si potrebbe quasi affermare, ex locomotiva tedesca, perché su questo tema scrive oggi Aldo Cazzullo, proprio a pagina 36 del Corriere, anche se poi lui conclude dicendo: ma in ogni caso il PIL della Germania continua ancora ad essere molto superiore, di gran lunga superiore rispetto a quello italiano, ma comunque li abbiamo visti tutti i segnali di frenata proprio dell'economia tedesca che sono innegabili. E allora, per la verità, rimaniamo un attimo su questo tema dell'aggressione da parte del branco nordafricano al Quarticciolo qui a Roma, perché appunto qui a pagina 2 Carlo Tarallo che spiega tutta la vicenda, poi vediamo anche le altre testate d'area. Vedete, assedio alle divise, poliziotti aggrediti dal branco nordafricano. Gli agenti fermano 2 pusher a Quarticciolo, appunto a Roma, ma vengono accerchiati da una ventina di immigrati che liberano gli spacciatori usando spray al peperoncino. Nel quartiere romano verrà introdotto il modello Caivano, ma i comitati Dem non lo vogliono. Pensate un po'. Quindi, come al solito, forze dell'ordine che vengono attaccate e che si devono difendere, forze dell'ordine poi che, se provano a compiere ciò che è il loro dovere, cioè che le forze dell'ordine devono inseguire i criminali, ci devono proteggere dai delinquenti, li devono acciuffare. Avete sentito la sfuriata, le urla di Cruciani alla Zanzara? Ma che cavolo devono fare questi poliziotti, questi carabinieri, se non inseguire i criminali? E questo viene fatto passare per qualcosa di strano, di assurdo. Rendiamoci conto con addirittura un ex esponente di primo piano della Polizia di Stato come Gabrielli, che insieme a Sala, dicevamo, ha criticato i carabinieri per il caso Rami. Ma un'altra aggressione qui in una sorta di Far West romano ai danni delle forze dell'ordine. Che cosa è successo? Scrive Tarallo: la realtà ha la testa dura, molto più dura di quella dei professionisti della protesta. L'ennesima dimostrazione è quanto è accaduto al Quarticciolo, quartiere di Roma, nel quale la criminalità, in particolare quella che è dedita allo spaccio di droga, spadroneggia in lungo e in largo. Il quartiere viene inserito infatti tra le aree territoriali ad alta vulnerabilità sociale, oggetto del decreto legge 208 approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre scorso, e sono queste aree destinatarie di interventi di riqualificazione sul modello di quelli messi in campo a Caivano. Scattano le proteste dei comitati di lotta che strepitano contro il provvedimento, ma pochi giorni dopo, l'altro ieri, al Quarticciolo va in scena un'aggressione gravissima contro gli agenti di polizia impegnati nell'arresto dei 2 pusher. L'ennesimo episodio di una escalation preoccupante, quella delle aggressioni agli uomini e alle donne in divisa da parte di professionisti delle tensioni sociali e vecchi arnesi dell'antagonismo, con il pretesto della morte del giovane Rami El Gam. Quanto accaduto l'altro ieri sera al Quarticciolo è una scena che ci fa tornare alla memoria le rivolte dei quartieri dominati dalla mafia o dalla camorra, quando le famiglie dei clan tentavano di ostacolare la cattura dei boss latitanti, lanciandosi in massa contro le forze dell'ordine e scagliando verso le divise oggetti, bottiglie e sassi. La cronaca di questa ennesima aggressione inizia quando, dopo una serie di appostamenti, i poliziotti procedono all'arresto di 2 spacciatori, un uomo di origine nordafricane e una donna italiana. Osservando i movimenti della coppia e degli acquirenti, i poliziotti hanno individuato il nascondiglio della droga, il sottosella di uno scooter, nel quale vengono rinvenuti 136 involucri di cocaina e crack. E la droga uccide, lo ripete sempre il segretario federale della Lega e vice premier Matteo Salvini. La droga che a volte viene quasi minimizzata a sinistra. Ma sì, c'è questa differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. E poi abbiamo sentito anche tanti soloni, tra cui Vasco Rossi, criticare questo nuovo codice della strada, perché insomma si rivendica quasi il diritto a mettersi alla guida sotto l'effetto di sostanze appunto stupefacenti.
L'uomo oppone una forte resistenza all'arresto, cerca di divincolarsi, si dimena, sferra calci contro i poliziotti che però riescono a bloccarlo. A quel punto almeno 20 persone accerchiano gli agenti e cercano di liberare lo spacciatore. Spuntano anche le bombolette di spray urticante che viene spruzzato negli occhi dei poliziotti, i quali rimangono disorientati. Il pusher a quel punto riesce a fuggire coperto dai complici. Gli agenti fronteggiano i rivoltosi e avvertono la sala operativa, arrivano sul posto altre pattuglie, la situazione torna sotto controllo, 11 persone, compresa la spacciatrice, vengono portati in questura. Al termine degli accertamenti, 5 dei fermati, 4 sono marocchini e 1 tunisino, risultano non in regola con il permesso di soggiorno e verranno quindi accompagnati al CPR di Bari. Il fuggitivo non riesce a farla franca. Scatta una vera e propria caccia all'uomo e nel giro di poche ore lo spacciatore che aveva approfittato della rivolta per allontanarsi, un tunisino di 25 anni, viene rintracciato e arrestato dagli agenti del commissariato Prenestino. Scene indegne di un paese civile, quelle del Quarticciolo, che si aggiungono alle aggressioni alle forze dell'ordine che si sono verificate nei giorni scorsi in varie città italiane. Bologna, Torino, la stessa Roma, dove sabato scorso nel quartiere San Lorenzo 9 agenti sono stati feriti nel corso di disordini che hanno poi portato alla denuncia di 39 persone per i reati di manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose in concorso e con le modalità aggravate. Quasi tutti sono stati denunciati, che quelli che sono stati denunciati, quasi tutti sono frequentatori dei centri sociali. E insomma, pensate un po', anche qui niente di nuovo. Ieri poi il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, pensate, l'ha detto lui, ha denunciato che la notte tra il 16 e il 17 gennaio a Napoli, dove è tradizione accendere dei falò per la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, la città è stata posta sotto assedio da un gruppo di ragazzini che si erano coordinati tramite social. Borrelli ha parlato, riferisce l'ANSA, di una guerriglia urbana. Le bande hanno voluto mettere in chiaro il loro potere sfidando le istituzioni a colpi di sassi e lanci di bottiglie di vetro e bombe carta. Diverse sassaiole, ha aggiunto il parlamentare, contro i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, queste sassaiole che erano avvenute alla Sanità, a Chiaia alla Torretta, a via Salvator Rosa. Alcune gazzelle dei carabinieri sono rimaste danneggiate con i vetri frantumati. Borrelli ha addirittura invocato i carri armati. Lui è di AVS, pensate un po'. Eppure, come dicevamo, quando il governo decide di investire centinaia di milioni di euro per riqualificare sul modello di Caivano altre aree disagiate, che cosa succede? Tocca anche assistere alle proteste dei comitati di lotta. Il decreto dello scorso 23 dicembre ha individuato 7 aree destinatarie di investimenti di riqualificazione straordinaria e sono Rozzano nel Milanese, il quartiere Scampia Secondigliano di Napoli, Ortanova a Foggia, Rosarno San Ferdinando, Reggio Calabria, il quartiere San Cristoforo di Catania, il quartiere palermitano di Borgo Nuovo e appunto il quartiere Alessandrino Quarticciolo di Roma. A Palazzo Chigi si susseguono gli incontri del sottosegretario Alfredo Mantovano con i ministri coinvolti nel piano straordinario e con le istituzioni locali interessate. Si punta a investire su progetti di riqualificazione urbana, centri sportivi, luoghi di aggregazione naturalmente accompagnati da un rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine. Eppure qualcuno si oppone, così come c'è chi si oppone alla volontà del governo di fornire maggiori tutele legali alle forze dell'ordine, anche di fronte a una escalation di violenza contro le divise che ha ormai superato il livello di guardia. Eh sì, e infatti poi leggeremo anche tutte le statistiche delle aggressioni contro le forze dell'ordine, ma sentite qui invece che dichiarazioni shock per un evento del centro sociale da parte di questa consigliere del PD. Forse sono anch'io un po' Maranza, consigliere del PD che difende le Baglier. Forse sono anch'io un po' Maranza, a dirlo è il consigliere comunale del PD a Monza, Sara Brizzolara, commentando in aula le polemiche per la presentazione del libro Maranza di tutto il mondo, unitevi, promossa dal locale centro sociale, il FOA Boccaccio, nella sede del PD. Il centrodestra lombardo aveva chiesto il ritiro del libro, posizione che ha fatto sbroccare la giovane Dem.
E poi volevo, ecco, con voi, prima della pausa, anche soffermarci su questa decisione della Cassazione per una vicenda gravissima. Vi ricordate l'uccisione di Pamela Mastropietro, e poi dopo essere stata uccisa fu anche fatta a pezzi, il cadavere fu smembrato da Innocent Osegale, Innocent di nome, colpevole di fatto, come ha riconosciuto ancora la Cassazione, confermando appunto questo ergastolo, rigettato il ricorso straordinario, la mamma della Mastropietro, ora niente sconti. Quindi la Cassazione che dà pace a Pamela, ergastolo confermato per Osegale, e vi invito poi a riflettere anche sulle considerazioni di questa della mamma di Pamela Mastropietro, veramente mamma dolore, per quello che ha detto, perché giustamente, se vi ricordate, poi l'aveva anche ripetuto il generale Vannacci, l'europarlamentare adesso appunto letto per la Lega, e cioè si fa un gran parlare dei detenuti, si chiedono misure, no, di umanità, di clemenza, e nessuno però che parla delle vittime dei reati si ricorda delle persone offese dai reati, e pensa anche a come alleviare, nessuno che pensa a come alleviare le sofferenze di queste vittime che chiedono giustizia. Si è infine conclusa, dopo 7 anni di indagini e di processi, la vicenda giudiziaria sull'omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana assassinata a Macerata il 30 gennaio del 2018. Nella mattinata di ieri, infatti, la Cassazione ha depositato la sentenza con cui ha respinto le richieste degli avvocati di Innocent Osegalè, confermando la sua condanna all'ergastolo per omicidio, occultamento e smembramento di cadavere con l'aggravante della violenza sessuale. Il tentativo dei legali dello spacciatore nigeriano si fondava proprio sul dettaglio dello stupro che era stato aggiunto al secondo processo d'appello presso il Tribunale di Perugia, nonché confermato dall'autopsia sul cadavere di Pamela. E pensate, gli avvocati di Osegalè, Umberto Gramenzi e Simone Matraxia, avevano chiesto con ricorso straordinario di escludere l'accusa di violenza sessuale a causa di presunti errori materiali, annullando così la sentenza che aveva inflitto l'ergastolo al loro assistito. Contro il ricorso si erano espressi sia la Procura Generale sia la famiglia della vittima, con i giudici della Cassazione che hanno dato ragione all'accusa, evitando così un eventuale sconto di pena a fronte di un assassinio tanto crudele ed efferato. E allora le dichiarazioni della mamma, appunto, di Pamela Mastropietro. Oggi è una giornata importante per me e per la mia famiglia, ha commentato Alessandra Verni, la madre di Pamela, che poi ha proseguito. Sono felice e sollevata per la decisione dei giudici che hanno rigettato il ricorso straordinario presentato dagli avvocati di Osegalè. Questa sentenza rappresenta un passo significativo verso la giustizia per mia figlia Pamela e per tutte le vittime di atrocità come quelle che abbiamo vissuto. È fondamentale che la verità venga riconosciuta e che chi ha compiuto atti così gravi ne risponda. La lotta per la memoria di Pamela continua e oggi questa decisione ci dà una nuova forza e speranza. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto noi in questo percorso e che continuano a lottare per la giustizia insieme a noi. Inoltre, riferendosi all'assassino, la madre di Pamela ha dichiarato: spero che questa sia la decisione definitiva che conferma l'ergastolo. Io voglio ancora incontrare Osegalè, ho tanto da dirgli, ma questo non deve essere per lui una giustificazione, una strada per avere permessi. Pensate un po', dopo tanto dolore, lei, la madre di Pamela Mastropietro, che ancora desidera incontrare un mostro che poi non ha nemmeno manifestato segni di vero pentimento. Infatti ha spiegato: vedo che ci sono tante agevolazioni per i detenuti, possiamo vedere l'apertura della Porta Santa a Rebibbia. Ecco, pensate anche qui, no, riflettiamo su questo. Ma non c'è una giornata per le vittime. Ieri, vabbè, ovviamente l'altro ieri, Osegalè ha fatto uscire una lettera nella quale non parla di Pamela e non si mostra pentito. Scrive che gli mancano la moglie e i figli. Anche a me manca la mia di figlia e non potrò vederla mai più. E ancora, da parte sua non vedo alcun pentimento. Questo ricorso, mentre abbiamo firmato il consenso per l'incontro, è stata l'ennesima pugnalata e hai qui assolutamente ragione. Pensiamo appunto a questo dolore e allo sconforto, alla disperazione di una madre che ha perso così sua figlia. Ma Lorenzo, ce l'hai ricordato? Allora, a breve pausa, noi torniamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà.
Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Eccoci, allora stavamo leggendo questo articolo proprio sulla decisione della Cassazione che ha confermato l'ergastolo per Osegalè, appunto che aveva ucciso e smembrato il cadavere, il corpo di Pamela Mastropietro, ma continuiamo velocemente, ecco, questa nostra parte sulla verità. Qui vedete, sempre per la sezione assedio alle divise, poi iniziamo a leggere anche i vostri messaggi. Vedete, Rami, la procura smentisce Sala e Company, inseguimento secondo le regole. L'articolo appunto di Davide Perego, che stavamo leggendo dalla prima pagina, per il PM non ci sarebbero state violazioni nel tentativo di bloccare lo scooter. E nel video diffuso da Dritto e Rovescio, i militari assistono i giovani dopo la caduta e allertano i soccorsi. Insomma, svolgono il loro dovere. Le immagini non mentono mai, è impossibile. Scene e parole impresse in un video che restituiscono il film di una vicenda, le danno una profondità che un racconto orale non può possedere. Da questo possono nascere congetture da racconto orale, teorie più o meno strampalate che allontanano una vicenda dalla realtà. Ed è proprio questa profondità che le nuove immagini sulla morte di Rami El Gam, trasmesse giovedì sera in esclusiva da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, riescono a fornire. Si vede tutto quello che è successo dopo il terribile schianto in via Ripamonti, angolo via 40 a Milano, dello scooter su cui viaggiava Rami e guidato dall'amico Fares Busidi. Per capire tutta la vicenda però bisogna partire dalla fine del filmato ripreso da una bodycam indossata da uno dei carabinieri che ha inseguito per 20 minuti due giovani tra le strade di Milano. Busidi è stato caricato sull'ambulanza arrivata 9 minuti dopo l'incidente. La dottoressa a bordo del mezzo chiede: tu guidavi? Ti ricordi cosa è successo? Sentivo solo i carabinieri dietro e poi mi hanno sbattuto, risponde Fares, che alla domanda indossavi il casco risponde è volato mentre scappavo dai carabinieri. A questo punto si avvicina ancora il militare che gli chiede perché non si era fermato all'ALT e lui risponde non ho la patente. Se ti fossi fermato i carabinieri non ti avrebbero preso, sentenzia la dottoressa. La folle fuga che ha causato la morte di Rami è nata dunque per la paura del guidatore dello scooter di essere pizzicato senza documento. Ora però è bene tornare all'inizio del video. I carabinieri scendono dall'auto di servizio, si capisce che sono preoccupati per la sorte dei due ragazzi, altro che per loro la vita di chi inseguono non vale niente, per citare una delle tante accuse mosse negli ultimi giorni agli agenti. I carabinieri si chinano a prestare i primi soccorsi, un agente effettua il massaggio cardiaco sul Rami cercando di rianimarlo, altri si sono immediatamente occupati di stabilizzare Fares cosciente. Vengono allertati i soccorsi, sono passati appena 57 secondi dall'impatto dello scooter. Gli agenti esortano più volte l'arrivo dell'ambulanza che giungerà sul posto dopo 9 minuti. Fares chiede lumi sulle condizioni di Rami, ma i carabinieri, probabilmente per evitare di farlo agitare troppo, gli pongono altre domande. Il 22enne chiede agli agenti cosa è successo. Sei caduto con lo scooter. Siete caduti, spiega un militare. Le immagini riprendono poi in ospedale dove arriva la notizia della morte di Rami. Il carabiniere conclude: la vita non è un gioco, non è la PlayStation che scappi, poi se sbatti non paghi nulla. Quelli che hanno fatto l'inseguimento comunque sono traumatizzati. Il video diffuso da Dritto e Rovescio racconta dunque un'altra verità rispetto a quella immaginata da un mese a questa parte da quanti, sinistra in testa da Beppe Sala in su, hanno cercato di sfruttare la tragedia per attaccare le forze dell'ordine, per sminuirle, per delegittimarle, soffiando sulle violenze che sono scaturite nelle manifestazioni poi tenutesi in diverse città. Nessun carabiniere ha cercato di cancellare i video di quanto accaduto. I soccorsi sono stati allertati immediatamente. I militari si impegnano per cercare di stabilizzare Fares e rianimare Rami. Svolgono il loro mestiere, commenta il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, ospite della trasmissione di Rete 4, per quanto sulle persone a terra siano fuggite, li hanno assistiti. Le immagini dunque sembrano gettare una luce del tutto diversa su quanto avvenuto la sera del 24 novembre. Di questo 24 novembre a Milano. Io non giudico il pensiero di altri, su questa vicenda giudicherà l'autorità giudiziaria. Segnalo che l'Arma ha consegnato tutti i video che riguardavano l'episodio, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ospite della trasmissione di Del Debbio. E a proposito poi del ministro Piantedosi, leggeremo anche la sua intervista di oggi sul Resto del Carlino. Ma
Finiamo appunto questa parte prima. La mia preoccupazione si fonda non sull'ultima vicenda, la tragedia che ha riguardato il giovane Rami, ma anche su tutte le altre rivendicazioni che avevano preceduto le manifestazioni di piazza degli scorsi mesi, dove al variare delle motivazioni si era registrata una tendenza dei manifestanti a essere molto aggressivi, soprattutto nei confronti delle forze di polizia, ha concluso il titolare del Viminale. Nella stessa trasmissione Marta Collò di Potere al Popolo ha affermato più volte che quello di Rami, sentite, è stato un omicidio, è stato ammazzato chiaramente dai poliziotti, oltretutto no, commettendo questo svarione perché si è confusa sulle forze dell'ordine che erano in servizio per questi fatti. Ieri proprio la sinistra è scesa in piazza contro il DDL sicurezza in diverse piazze italiane, a parte i soliti slogan sul pericolo fascismo e sulle restrizioni dei diritti di libertà, tutto è filato liscio. Il vice premier Matteo Salvini ieri ha commentato: i carabinieri si preoccupano subito delle condizioni dei due ragazzi, accompagnano entrambi in ospedale, insomma agiscono in maniera esemplare. A certificarlo è giunta ieri sera anche la Procura di Milano, dalle cui indagini non è risultato che i carabinieri abbiano commesso violazioni o illeciti nel compiere l'inseguimento. In particolare, riferiscono le agenzie, non esistono protocolli operativi con prescrizioni su quando e come mettersi all'inseguimento di una persona ritenuta sospetta. L'unica norma giuridica di riferimento è quella all'articolo 55 del Codice di procedura penale. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Quindi smentiti chiaramente tutti quelli che dicevano ma sì, dovevano limitarsi a prendere il numero della targa. E certo, dopo che avevano già comunque commesso un reato che è quello di non fermarsi all'ALT, al posto di blocco, e che comunque dovevano nascondere tanto altro. L'inseguimento messo in atto dai militari dell'Arma quella notte, riporta ancora l'agenzia, con 3 pattuglie e 6 uomini, rientrerebbe in questa attività prevista per la polizia giudiziaria. Intanto sul fronte delle indagini, PM Marco Cirigliano e Giancarla Serafini hanno sentito come persona informata sui fatti il carabiniere proprietario della bodycam da cui provengono i filmati trasmessi. L'audizione, da quanto si è appreso, si è concentrata sulla diffusione del video ai media. Inquirenti hanno delegato gli investigatori del nucleo investigativo ad acquisire il servizio andato in onda sulla rete Mediaset. Ma invece pensate che cos'altro hanno combinato quest'altro Maranza, qui la registrazione dei residenti rilanciata dalla onorevole Silvia Sardone, dall'europarlamentare leghista, un baby straniero che spara tra le case in via Padova a Milano. Se non è Far West questo, metti una sera in via Padova, periferia di Milano, una sera come tante altre, un gruppo di una ventina almeno di Maranza che bivacca sotto le case dei milanesi. A un certo punto uno di loro estrae una pistola dalla cintura ed esplode alcuni colpi in aria. Tutti ridono e insomma questo diventa l'eroe del momento. Il video registrato da un residente è stato diffuso ieri proprio da Silvia Sardoni. I cittadini della zona sono allarmati, hanno chiamato più volte le forze dell'ordine. Addirittura, secondo la testimonianza dei residenti, una volante della polizia è stata presa a bottigliate. Spaccio, criminalità, degrado, bivacchi sono una costante. Insomma, quartieri completamente irriconoscibili per questa immigrazione incontrollata, per questa criminalità così diffusa. E prima di iniziare a leggere i vostri messaggi, qui dobbiamo invece citare anche quello che sta accadendo in Regno Unito, soprattutto dopo le pressioni che erano state fatte partire da Elon Musk su X, perché UK, Regno Unito, parte l'inchiestina sugli abusi, l'inchiestina perché in realtà i casi che erano stati denunciati sono moltissimi, pressioni politiche e mediatiche di Elon Musk che fanno capitolare Starmer, il premier Starmer, via la revisione del fenomeno delle bande di stupratori islamici che terrorizzano da anni il Regno Unito. E vi ricordo soltanto, ecco, le statistiche. Va ricordato che secondo un report del 2014 sono state 1400 le bambine abusate e sfruttate tra il 1997 e il 2013 nella sola cittadina di Rotherham. Alcune vittime avevano solo 11 anni. Una crudeltà ancora più feroce se si considera che parte delle autorità avrebbero insabbiato i casi e gli autori per garantire l'armonia multiculturale, per non essere tacciati di razzismo. Cioè, ma vi rendete conto che invece di perseguire e reprimere i reati si nascondono, perché se no viene smentita la favoletta
della, no, società multirazziale, multiculturale, multietnica che piace tanto alla sinistra. E infatti queste sono le grooming gang, no? Le bande di adescatori prevalentemente di origine pakistana che hanno causato terrore in diverse cittadine britanniche per decenni con stupri e abusi su bambini e giovani donne. E ovviamente Elon Musk, che commenta la vicenda, si intesta, rivendica questo risultato perché è lui che ha esercitato queste pressioni mediatiche, però giustamente adesso ci si aspetta che i risultati di queste inchieste non vengano minimizzati e soprattutto che non ci sia, come leggevamo prima, un'inchiestina. Le nuove proposte del governo sono state accolte con un certo scetticismo anche da parte di alcuni laburisti, soprattutto sulla capacità di esaminare gli eventuali insabbiamenti che sono avvenuti in passato, non trattandosi di un'inchiesta nazionale. Il conservatore e ministro ombra dell'interno Chris Philp ha fortemente criticato la linea laburista, sostenendo che i 5 progetti pilota sono totalmente insufficienti, visto il numero delle città colpite, mentre alcuni conservatori hanno accolto con favore la novità. Musk non poteva non esprimersi sulla svolta e su X ha commentato: questo è un passo nella giusta direzione, ma i risultati parleranno da soli. E infatti ci aspettiamo i risultati, anche perché poi questo assolutamente va notato, registrato, cioè persino alcuni esponenti della maggioranza laburista hanno espresso delle riserve, delle perplessità, perché qui vedete sempre più ricordato, sempre più componenti del Partito Laburista hanno preso le distanze da Starmer, allineandosi di fatto con le richieste dei conservatori sull'apertura di un'inchiesta nazionale, come per esempio i deputati Sarah Champion, Dan Carden, Paul Wow. Alcuni di loro rappresentano proprio le circoscrizioni dei luoghi dove sono avvenute le violenze. Champions, per esempio, deputata laburista per Rotherham, la cittadina dove sarebbero avvenute tutte queste violenze, molte di queste violenze, Wow per Rochdale. Insomma, come vi dicevo, dobbiamo però analizzare i vostri messaggi, che sono tantissimi. Allora, questo spazio è per voi, le linee poi sono sempre aperte, quindi quando volete intervenite. Ecco, ogni tanto i PM che fanno il loro lavoro, ci scrive questo radioascoltatore che non si è firmato, radioascoltatore, radioascoltatrice, credo che tu ti riferisca a quelle che sono le risultanze, no, di queste indagini dei PM sul caso Rami, però verrebbe da dire, ma ci rendiamo conto che in questo paese ormai bisogna passare al setaccio tutto quello che compiono le forze dell'ordine, che cercano soltanto di assicurare alla giustizia dei criminali, che magari li fermano questi criminali mentre sono appunto stanno commettendo dei reati, no? E invece il permissivismo della sinistra che coccola, che difende i centri sociali, che scendono in piazza sempre per commettere violenze. Gli strilli dei magistrati dimostrano che era urgente riformare la magistratura monarca assoluto. Ecco, questo in riferimento ovviamente a quello che abbiamo detto prima, abbiamo letto per la riforma Nordio, per la separazione delle carriere, poi sentiremo anche Palamara che si lasciò scappare, vi ricordate, prima che poi venisse lui stesso indagato e sanzionato comunque dalla magistratura, lui che aveva detto sì, Matteo Salvini ha ragione nel contrastare l'immigrazione clandestina, ma va colpito. Buongiorno, sono felicissimo delle affermazioni dei magistrati sul comportamento dei carabinieri. Solidarietà all'arma, questo ce lo scrive Mario. Ma dove vive questa gente che li ha criticati? Si rendono conto di cosa vuol dire fare un inseguimento senza sapere chi sono gli inseguiti? Basta, così spero solo che qualcuno chieda scusa. Tutti possono sbagliare, specialmente quelli che parlano a vanvera. Esatto, hanno parlato a vanvera, hanno straparlato, ci siamo dovuti sorbire il vaniloquio anche di un Sala, no? Che ha criticato questo inseguimento, ma allora scusatemi, se un terrorista non si ferma al posto di blocco, veramente che cosa facciamo? Mandiamo solo un drone per vedere il numero di targa? Veramente delle assurdità. E si deve anche dedicare tempo a commentare queste corbellerie. Clara da Sondrio ci scrive: ma Mattarella dov'è? Quando durante altre manifestazioni aveva ripreso la polizia dicendo che non si dovevano bastonare i manifestanti, ma quando questi facinorosi picchiano polizia, spaccano vetrine, macchine bruciano, attaccano la sede dei carabinieri, eccetera, lui rimane a bocca muta. Ben detto Clara, ma di Mattarella poi è stato fatto notare anche questo, che ha fatto delle osservazioni, dei rilievi, il Colle, anche sulla norma che consentirebbe quindi di evitare il differimento, per esempio, dell'arresto per le mamme ladre incinta. E quindi erano state mosse queste osservazioni, ma si è fatto notare
penso anche per esempio il Giornale su questo aveva condotto una battaglia, aveva detto: "Ma quindi Mattarella allora vuole stare dalla parte, di queste mamme ladre che continuano a rubare, che hanno ormai accumulato un curriculum criminale da far paura, no, anche agli stessi mafiosi, con tutte queste condanne, con tutti questi furti, e quindi dovrebbero continuare a rimanere libere?" Cioè, anche qui fateci capire, non potrebbero mai scontare la loro pena, devono essere libere come certe mamme rom abbiamo visto, no, anche intervistate, che poi sfacciatamente, poi veramente poi viene da dire siamo una repubblica delle banane, con le ladre che sono libere e che vengono intervistate e si permettono pure di dire: "Quello è il mio lavoro e io devo lavorare", cioè il mio lavoro è andare a rubare e rimanere impunite. Assurdità. Poi mezz'ora per 2 spacciatori e per la ministra Santanchè nessuna notizia. Ah, complimenti. Qui, gli gli attacchi ironici di Francesco. Ci arriviamo anche alla notizia adesso del rinvio a giudizio della ministra Santanchè, lo leggeremo. Diremo anche ovviamente che c'è una parte della maggioranza, secondo alcune ricostruzioni per esempio di Repubblica della Stampa, che la vorrebbe scaricare, quindi leggeremo anche questo. La Meloni andrà da Trump, Salvini invece è riuscito a farsi così gabbare da lei, dalla Meloni che era la nipotina di Biden, quando lui era trumpiano in solitaria. Beh, non è affatto vero, perché è ovvio che la Meloni adesso che è premier dovrà per forza, no, interpretare un ruolo istituzionale anche con Trump, ma Salvini ha proprio questo merito, che quando tutti si dimenticavano di Trump o lo ignoravano, quando proprio la stessa Meloni si faceva vedere così unita allo stesso Biden, Salvini continuava a rivendicare il suo trumpismo, sì, a dire, a ripetere, a ribadire, riaffermare che la Lega era vicina appunto alle sue posizioni. Marco da Milano che ci scrive: Osegalè, fortunato che in Italia non c'è la pena di morte. Qui giustamente sollevi un tema. Di fronte a omicidi così efferati, si potrebbe riapplicare la pena di morte, riprevedere la pena di morte, che insomma poi alla fine ovviamente bandita, forse risulterebbe sicuramente incostituzionale, ecco. Ci odiano a morte, questo è un altro messaggio. A sinistra, se l'esaltazione perversa non è la conseguenza dell'uso quotidiano di sostanze strane, gli italiani devono essere consapevoli di dover vivere nell'allerta continua per difendersi dal peggior nemico interno della storia d'Italia. Ci odiano a morte, eh sì, perché è una sinistra che poi quasi si rifiuta, no, di garantire la sicurezza. La sicurezza non sembra una priorità e quindi italiani che devono vivere in quartieri ormai completamente fuori controllo. La Piddina che si è dichiarata maranza ha semplicemente ammesso ciò che sono i sinistri e certo persino avete visto, no, il convegno dedicato alla presentazione di un libro che giustifica i Maranza. Fa impressione che la fu civile Gran Bretagna abbia potuto sprofondare in tanta perversione, questo ovviamente si ricollega a quello che abbiamo appena letto, e cioè di tutti questi casi delle grooming gangs, di queste gang di pakistani che si erano dedicati agli stupri di bambine, di giovani ragazze, stupri che poi erano stati insabbiati per non destare scandalo, dicevamo, per non spezzare la bella favoletta della società multiculturale e multirazziale. Buongiorno, ricordo che fu la DC a lasciare a Togliatti la giustizia, ci scrive Marco. E a proposito della DC, ecco, torneremo a parlare di questo tema, ve lo anticipavo, per l'editoriale di Giannini, su tutti i grandi movimenti nell'area di centro, di chi vuole ricostituire magari la Democrazia Cristiana, no, forse è un progetto velleitario, come riconosce Giannini oggi, è stato velleitario anche il progetto per esempio di Renzi, di Calenda, li accusa infatti di individualismo e velleitarismo, ma adesso ci andiamo. E poi Marco che ci scrive: ieri ad una signora sola invalida con pensione di 812 euro è arrivata la bolletta gas, 358 euro, paga 420 euro di affitto totale, 778 euro gli restano, quindi no, totale delle spese 778 euro, gli restano 34 euro per vivere. Viva l'Italia, ci scrive Marco. Ora io non so questi dati, però è una delle tante storie di anziani che sono soli, che sono in difficoltà, che percepiscono delle pensioni basse, con un costo della vita che è aumentato.
Soprattutto ricordiamoci dopo l'introduzione dell'euro, quell'euro che ha tanto decantato Romano Prodi, e questa affermazione sull'euro, ve la ricordate, storica, celebre, oggi la ripete, la ricorda anche Fabio Rubini sul Libero, infatti vi ci porto perché commentando quello che ha detto Prodi sulla 7, Rubini giustamente ricorda questa frase, questa affermazione, no? Vedete, qui siamo a pagina 2 di Libero. Lui, Prodi, non dimentichiamoci che è stato il premier che portandoci nell'euro disse: grazie alla moneta unica lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più. E sappiamo bene come è andata a finire. Qui chiosa appunto Fabio Rubini a pagina 2 di Libero di oggi. Ma ci torniamo. E poi Mariela da Caspoggio: se la borseggiatrice mamma fosse finita in galera già dal primo scippo per 1 anno e mezzo, non avrebbe compiuto altri reati, non avrebbe sfornato un altro pargolo e forse non avrebbe confezionato così tanti anni di prigione da scontare. Assolutamente d'accordo con te, ma purtroppo sappiamo poi due pesi e due misure di certi magistrati che invece sono così teneri, no? Con una certa criminalità, e invece poi si fiondano in determinate inchieste politiche. Ma allora, visto che siamo stati pure rimproverati di non essere pluralisti, di non condurre bene le rassegne stampe perché non abbiamo dedicato spazio alla notizia del rinvio a giudizio, no, della ministra Santanchè, andiamo proprio sulla prima pagina di Repubblica e quindi facciamo tutto un altro cambio, un'altra inversione, no, d'aria, perché siamo qui appunto in uno dei cosiddetti giornaloni. La Repubblica di oggi, vedete, Santanchè a processo, il Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio la ministra del Turismo per falso in bilancio del gruppo Visibilia. Solidarietà da Lega e Forza Italia. E qui la ricostruzione che vi dicevo della Repubblica, secondo cui invece il partito della Premier, il suo stesso partito, la vorrebbe scaricare. Le opposizioni chiedono le dimissioni, la Premier difende solo gli amici, ma lei che ribatte: resto fino a quando avrò la fiducia di Meloni, ma è gelo da Fratelli d'Italia. La ministra del Turismo Daniela Santanchè rinviata a giudizio per falso in bilancio nel caso Visibilia. Il processo si aprirà il 20 marzo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di pretendere le dimissioni. Non può usare due pesi e due misure, soprattutto verso gli amici che ha voluto al governo, attacca la segretaria del PD Elish Line. Lega e Forza Italia confermano la solidarietà, noi garantisti sempre, ma è gelo di Fratelli d'Italia. Santanchè, resto finché avrò la fiducia della Premier, ora decide lei. E invece qui la riflessione di Francesco Bei che chiede il passo indietro, il dovere del passo indietro. Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio, potrebbe essere arrivata alla fine della sua lunga corsa politica. Fratelli d'Italia, il partito che l'ha fatta eleggere, l'ha portata al governo, si prepara a scaricarla e del resto non si comprende, qui si scrive, come Meloni possa ancora mantenerla in un ministero. E vedete qui invece quanto furore giustizialista. Poi magari se ci sono i criminali che delinquono, che soprattutto quei criminali di provenienza straniera, di origine straniera, no, quelli vanno perdonati, bisogna usare clemenza. L'editoriale di Giannini, visto che l'abbiamo citato, proprio per capire questi movimenti nell'area del centro, quale centro può servire alla sinistra. Dunque l'ora del destino torna ancora una volta a battere nel cielo del centro. Oggi sull'asse Milano-Orvieto i moderati della Rive Gauche leveranno alta la loro voce in due convegni paralleli tra record di affluenza e deficit di rappresentanza. Far pesare nella battaglia delle idee i valori del cattolicesimo democratico e i principi del liberalismo. Se questo è l'obiettivo è nobile. Soprattutto al confronto, sentite qui come, no, si scaglia contro Renzi e Calenda e non solo, soprattutto al confronto con le miserie umane e le macerie politiche prodotti dai tentativi terzopolisti falliti in questi anni, non solo da Renzi e Calenda, ultimi della serie anche se numeri uno per egotismo e velleitarismo, quello che stavamo citando prima. Prima di loro, sui grandi centri, poi ridotti a centrini, si sono già intruppati Paridini e Casini, Cossiga e Mastella, Montezemolo e Monti, e coloro tutti quei dissennati anatomopatologi che a forza di dissezionare la carcassa della balena bianca hanno sognato di rifare la DC. Insomma, qui li definisce quasi come degli imbalsamatori che sono stati lì ad occuparsi di cadaveri, di zombie quasi, no? Con una balena bianca che si voleva far risorgere.
disperdendosi in simboli vuoti e sigle estemporanee tra rinnovamenti italiani e scelte civiche, passando per UDR e UDEUR, CCD e UDC, senza mai considerare l'irripetibilità di quel partitone di centro che guardava a sinistra, ma spesso anche a destra, e che si fece Stato tenendo insieme Fanfani e Forlani, Prandini e Zaccagnini, Andreotti e Moro. Stavolta posta in gioco ai giocatori sembrano più ambiziosi. Addirittura. A Milano Comunità Democratica guidata da Graziano Del Rio che schiera Ernesto Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, che inaugura la sua seconda vita citando De Gasperi e lanciando un libro manifesto, ma soprattutto Romano Prodi, ieri fondatore dell'Ulivo, oggi fautore dell'allargamento dal basso del campo largo. E vi leggo la conclusione, andiamo qui a pagina 35 di Repubblica. Perché? Perché guarda con favore, con simpatia Giannini questo movimento, quello che sta accadendo insomma nell'area di centro, e addirittura la vede come la manifestazione forse chissà di una nuova coscienza civica collettiva, qualcosa che possa ecco segnare una svolta nel paese. Sentite un po', qui addirittura lui ricorda le facili ironie sull'eterno disagio dei cattolici e quindi scrive: al di là di queste facili ironie, disagio dei cattolici che riaffiora dal Novecento come il giorno della marmotta tricolore, da quell'area può comunque arrivare un messaggio da raccogliere. Riguarda la nostra convivenza, il nostro modo di stare insieme, di condividere la res pubblica. Lo ha scritto pochi giorni fa su questo giornale il Cardinal Zuppi e infatti, guarda caso, lo cita. C'è bisogno di tornare dall'io al noi e di ricostruire il rapporto tra elite e popolo, di proteggere la democrazia. Nel 1979, in un libretto intitolato La ricomposizione dell'area cattolica in Italia, padre Bartolomeo Sorge tracciò un quadro drammatico del paese che sembra dipinto oggi. Decenni di vita democratica vissuti come emergenza permanente, politica ed economica, poi una crisi congiunta di civiltà e di cultura, che non si risolve solo restaurando i servizi segreti, rafforzando i corpi di polizia e inasprendo le pene detentive, se contemporaneamente non si vincono a livello pre-politico e culturale la sfiducia, la disperazione, la disgregazione della coscienza sociale di cui oggi soffre l'Italia. Allora, verrebbe da obiettare, quindi non basta la repressione, non basta l'inasprimento delle pene, quando poi si prova a riqualificare un quartiere, un centro urbano, un tessuto urbano, come è successo, come sta succedendo con Caivano, quando si prova a replicare questo modello, avete visto, lo stavamo dicendo prima per il Quarticciolo, arrivano le proteste, scendono in piazza i comitati Dem. E allora che cosa si deve fare? Qui veramente un'altra commedia dell'assurdo. Ma allora andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Passiamo per esempio al Libero, prima l'abbiamo citato, e vedete prima pagina di oggi con il gioco di parole, ristappano il prodino invece del crodino, Romano in TV che attacca Giorgia e punge Elli, obiettivo il centrino, la sinistra smentita su Rami, i PM che smontano la campagna di fango, e poi il plauso all'iniziativa di Valditara da parte di Daniele Capezzone. Viva il latino a scuola, antidoto culturale alle follie progressiste. Le recenti iniziative del ministro Valditara meritano un convinto sostegno e un vivissimo apprezzamento. Se in altri ambiti culturali e mediatici si ha a volte la sensazione che il centrodestra non abbia sempre una gran voglia di impegnarsi nella battaglia delle idee, sul terreno scolastico la recente mossa del ministro dell'istruzione, più latino, più storia occidentale, più memoria, rappresenta finalmente insomma una novità di cui tener conto. E poi per questo tema ovviamente leggeremo anche altri articoli perché c'è anche la riflessione, la stavamo anticipando, di Borgonovo sulla verità di oggi, ci torniamo a pagina 4, ma leggiamo anche la riflessione di Mario Secchi a proposito proprio di questo caso Rami. Si ricollega anche a quello che ha detto nella sua sfuriata, nella sua invettiva Cruciani, lo stavamo ricordando, nel mondo reale le guardie inseguono i ladri. E quindi Mario Secchi, qui vi ricordate anche la prima pagina del 10 dicembre di Libero, Rami inseguiti i carabinieri, il paradosso, quando sul caso Rami, scrive qui Mario Secchi, cominciarono a circolare le prime tesi colpevoliste contro i carabinieri, l'impegno di Libero fu quello di avvisare i naviganti. Strumentalizzare un'indagine privilegiando una versione avrebbe intorbidito le acque della verità e avvelenato i pozzi dell'opinione pubblica, cosa che è regolarmente accaduta, con una escalation rapida e manifestazioni violente che si moltiplicano. I professionisti dello sfascio sono all'opera, cercano il morto
l'incidente perfetto per innescare il caos. Con il passare dei giorni il quadro non è più così cristallino come lo presentava il Tribunale dell'Inquisizione. Una serie di video e testimonianze mostrano agli agenti fare il loro dovere. E poi quello che stavamo dicendo, fonti della procura citate dalle agenzie di stampa hanno spazzato via la tesi che lo stesso inseguimento fosse contro la legge. Non c'è stata alcuna violazione di regole, protocolli o norme penali nelle modalità dell'inseguimento. Ma torniamo sul punto, rimanete con noi, piccolo break a fra pochissimo. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. A te la linea. Grazie Lorenzo. Allora stavamo leggendo l'editoriale proprio di Mario Secchi oggi sulla prima pagina di Libero per questo caso Rami, e allora le notizie che sono trapelate, le indiscrezioni che sono venute dalla Procura di Milano, quindi sul comportamento che sarebbe stato pienamente legittimo, corretto da parte dei carabinieri, sembra una precisazione formale, ma in realtà si tratta di un passaggio che in questa storia ha un peso enorme, perché fa cadere un pezzo dello scenario cospiratorio che è stato costruito, il circo sinistro messo in piedi che vacilla. Se non ti fermi all'alto degli agenti, scatta l'inseguimento, e non solo la notazione della targa, quest'altra boiata, bestialità che avevamo sentito dire in TV da una serie di guitti da talk show interessati non alla ricerca della verità ma alla condanna dei carabinieri, trattati come presunti colpevoli. L'inchiesta compirà il suo corso, vedremo l'esito, ma un punto è chiaro: nel mondo reale le guardie non sono colpevoli perché hanno inseguito i ladri. Quest'altra riflessione poi sull'esplosione del razzo Starship ci ricorda appunto che l'errore aiuta a crescere. Scrive Sandro Iacometti: sbagliando si impara, recita il proverbio, che non è una banalità da dire ai bambini per aumentare la loro autostima quando falliscono, ma è il principio cardine dei processi evolutivi nella scienza, nella società e persino nella natura. E poi invece il caso di Amadeus, che senza Rai non è un fenomeno, e vi ricordate ancora la sua direzione artistica di Sanremo, del Festival di Sanremo, che permise anche quelle oscenità tra Fedez e Rosa Chemical, ridimensionato dallo share, ora per non infierire su Amadeus, ma a 62 anni le cose le scegli, non ti vengono imposte. Il suo passaggio a 9 con il giochino in fascia Access Prime Time, chissà chi è, quindi è fallito proprio per questi ascolti che sono diminuiti. Ristappano il prodino, dicevamo. Allora leggiamoci quello che ha ridetto Romano Prodi, poi vedete anche qui la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti con TikTok che adesso è nelle mani di Trump e quindi deve essere venduto o va chiuso, e poi anche la riflessione sulla fiction su Mussolini, questa serie che trasforma in invasato perfino Matteotti, gli strafalcioni della fiction. La recensione alla seconda messa in onda di M l'ha fatta clamorosamente lo stesso Benito Mussolini attraverso l'attore Luca Marinelli che lo impersona. È tutta una finzione, ma per essere credibile ha bisogno di una certa dose di realtà. Ecco, basta rimanere su questo binario e allora la serie TV di Sky diventa quasi potabile. Ma sentiamo ecco quello che ha detto Romano Prodi, per chi non l'avesse ancora sentito, poi sentiamo anche l'intervista, leggiamo un'intervista al ministro Piantedosi. Ecco qui l'eterno ritorno di Prodi: per battere la destra c'è bisogno del centro, la Meloni è autoritaria. L'ex premier ci riprova, il prof di nuovo protagonista nei salotti TV, lancia i moderati di sinistra, snobba i 5 Stelle e mette in dubbio la leadership all'interno del PD. Poi se la prende con Giorgia. Mi ha attaccato, ho avuto quasi paura. Pensate un po', come se la premier fosse un Rottweiler. Infatti qui Prodi s'atteggia a oracolo di Scandiano, scrive Fabio Rubini, e fa previsione sulla gente che inizia a stufarsi di questo governo, perché è adesso che inizia ad avere orecchie aperte. I sondaggi in realtà lo smentiscono, ma lui non sembra curarsene. Non dimentichiamo che è stato il premier che appunto ci ha portato nell'euro. E poi quello che vi stavo anche anticipando, no? A proposito comunque dei rapporti di forza con il PD,
L'ex premier, sempre parlando di strategia, lancia 2 messaggi a Schlein e al suo PD. Il primo: se si vuol vincere le elezioni c'è bisogno della sinistra e di una parte che vada più verso il centro. Il secondo è su dove si debba collocare questo centro. Dentro o fuori il PD? Questo lo si vedrà. So che il PD è l'ancora, il perno di questo movimento, ma non basta, questo è certo. Allora bisogna cominciare a indirizzarsi in queste decisioni. Decisioni che almeno fin qui non comprendono il Movimento 5 Stelle. Evidentemente troppo massimalista per Prodi, che non deve aver dimenticato che proprio i partiti più estremi delle sue coalizioni portarono alla caduta dei suoi governi. Vi ricordate Fausto Bertinotti e Rifondazione Comunista? E se vogliamo questo è il terzo messaggio, quello non detto alla segretaria del PD. Il centro-sinistra del futuro. Nel mondo dei riformisti di centrosinistra c'è un senso quasi di attesa, e verrebbe da aggiungere attesa messianica. Prende ordini da Trump e Musk, questo sulla Meloni. Prima era obbediente a Trump, ora appunto esegue gli ordini di Trump e Musk. Vietato criticare. Non faccio politica da oltre 15 anni, sbagliato criticare se ispiro l'opposizione. E quindi lui addirittura se l'è presa per la frase, no, sulla Giorgia Meloni: ho avuto attacchi feroci, sono 15 anni che io non sono impegnato direttamente in politica, non ho alcun potere, lei si scaglia con improperi del tutto fuori luogo. Perché, chiede Prodi, se la deve prendere con uno che non ha potere, che non è nella sinistra né nella destra? Perché sono considerato l'ispiratore dell'opposizione? Se picchiano gli ispiratori, esonda l'ex premier, siamo andati avanti con l'autoritarismo. E non finisce qui, perché Prodi dice di aver visto la conferenza stampa di inizio anno della Meloni e la commenta così: mi sono quasi spaventato, era quasi così cattiva, non riesco a capire perché. Qui siamo quasi nel comico involontario. Solo lei può pensare che abbia chissà quali disegni. Io. Ci sono dei compiti nella politica, chi deve gestire direttamente, chi essendo fuori da interessi ma avendo un po' più di esperienza può dire: signori miei, cambiando questo, quello, cambiamo il paese. Ed eccolo qua, no, che lui indica le sue direttive. Insomma, Prodi dice di non fare più politica, ma poi chiama una parte di essa a coalizzarsi per legittimamente provare a cambiare maggioranza. Critica la Meloni e il governo, ma non vuole essere criticato. Un Prodi pensiero allo stato puro, un po' come la storia dell'euro. Qui commenta e chiude sarcasticamente appunto Fabio Rubini. Ma lo stavamo citando, allora, il resto del Carlino per l'intervista proprio a Piantedosi, ma anche per la riflessione di Bruno Vespa sul DDL Nordio. Vedete il titolo qui in alto: sulla ministra Santanchè a processo, rinviata a giudizio a Milano per falso in bilancio. Poi la Meloni che prende tempo, qui la ricostruzione del resto, secondo il resto del Carlino, secondo cui Zaia sarebbe in pole per sostituirla, e poi, come vi dicevo, l'intervista a Piantedosi, piazze violenti, efficaci Daspo e zone rosse. E poi politica e giustizia, Bruno Vespa, pagina 6, la rivoluzione del doppio CSM e del sorteggio. Allora andiamo appunto a pagina 3, poi con questa notizia vedete la parte centrale della tragedia che è successa a Cuba, con 7 turisti italiani coinvolti nell'incidente stradale. Ha perso la vita la guida e l'autista. La vittima è Patrizia Crisolini, malatesta, 67 anni, accompagnatrice proprio per questo progetto di avventure nel mondo. Ma dicevo, andiamo all'intervista al ministro Piantedosi, il ministro degli interni, e allora ecco qui: ministro Piantedosi, DASPO e zone rosse funzionano, dagli antagonisti violenza, fine a se stessa. Il titolare del Viminale: controlli e soggetti allontanati da aree critiche, primi risultati incoraggianti. L'obiettivo non è certo quello di vietare le manifestazioni, occorre prevenire e gestire la tensione. Più tutele alle forze dell'ordine, sono favorevole a sostenerle, ma nessuno vuole garantire l'impunità. E poi le statistiche che vi stavo dicendo sulle manifestazioni sempre più violente, sul numero crescente proprio di aggressioni alle forze dell'ordine. Vedete il dato 2023: oltre 11.000 queste manifestazioni, oltre 12.000 nel 2024. Le motivazioni perché si scende in piazza, quindi la gran parte, oltre 4.000 per il lavoro, oltre 6.000 per altro, quindi quasi 2.000 per la pace, in totale vedete oltre 12.000.
Gli scontri nel 2024, quindi sono stati nel totale ben 322 le manifestazioni con scontri, sul totale di appunto le oltre 12.000, e quindi un dato che è cresciuto, perché nel 2023 erano 261 queste manifestazioni con scontri, nel 2024 sono diventate 322. Ed è aumentato anche il numero delle aggressioni, dicevamo, ai poliziotti, perché nel 2023 erano 120 i poliziotti feriti nelle manifestazioni, nel 2024 273. Sempre poi dalla stessa fonte del Viminale una diminuzione dell'1,3% per i reati gravi commessi in Italia rispetto al 2023. Ma sentiamo appunto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, qui intervista condotta da Valerio Baroncini. Sempre più spesso manifestazioni di piazza che hanno esiti violenti e la politica divisa non trova una risposta unitaria. È preoccupato dal clima di tensione? Ci sono ambienti riconducibili all'area dell'antagonismo, ad alcuni centri sociali e agli anarchici che sembrano strumentalizzare temi o fatti di cronaca usandoli come pretesti per manifestazioni e azioni violente che si concretizzano con disordine e soprattutto con attacchi contro le forze dell'ordine. È per questo una violenza fine a se stessa. Chi usa la violenza ha torto in partenza e squalifica irrimediabilmente le proprie battaglie. Oggi a Bologna torna la rete dei patrioti. Come tutelerete la città e i cittadini? Il compito delle forze dell'ordine è quello di garantire in una cornice di sicurezza il diritto di manifestare a chiunque, proprio perché siamo uno Stato democratico, pluralista, che tutela la libertà di espressione. Quello che conta è mantenere l'ordine pubblico senza che si verifichino disordini. Consentire lo svolgimento di una manifestazione non implica sostenere l'iniziativa in questione o legittimarne le rivendicazioni. Sta poi ai manifestanti fare la loro parte evitando provocazioni e violenze. Credo che Bologna sia una città con antiche e solide radici democratiche e non debba temere una manifestazione se questa si svolge senza violenze. Bologna e Roma sono state messe a ferro e fuoco pochi giorni fa dopo la rivolta per Rami. Come fermare la cesura fra anarchici e seconde e terze generazioni? Episodi gravissimi, inaccettabili, danni a strutture religiose, monumenti storici e tessuto urbano rappresentano un attacco, questi danni a appunto monumenti e tessuto urbano rappresentano un attacco non solo ai beni materiali, ma anche ai valori di convivenza e di civiltà. È di fondamentale importanza assicurare all'autorità giudiziaria i responsabili di questi comportamenti violenti. Noi non compiremo passi indietro. Molti manifestanti avevano già avuto precedenti specifici. È possibile prevedere strumenti più efficaci per evitare il solito copione. In una democrazia avanzata non credo che si debba puntare a divieti allo svolgimento di manifestazioni o alla partecipazione alle stesse. Se le statistiche ci dicono che solo nel 3% circa dei casi ci sono criticità, vuol dire che la strada migliore è sempre quella di affidarsi alla capacità di prevenzione e gestione da parte delle forze dell'ordine. In ogni caso bisogna sempre far leva sul rifiuto generalizzato dell'uso della violenza. Quello che appunto diceva prima, chi usa la violenza ha torto a prescindere in partenza. Dai DASPO alle zone rosse, qual è il bilancio dell'attività nelle città e quali provvedimenti sono allo studio? I primi risultati sono incoraggianti, per esempio nelle città che hanno adottato le zone rosse. Sono stati effettuati oltre 40.000 controlli e 429 soggetti sono stati allontanati dalle aree più critiche. Persone recidive, con precedenti penali o pericolose. Questi strumenti, insieme ai DASPO urbano, hanno migliorato anche la percezione della sicurezza in contesti particolarmente problematici. Nel decreto sicurezza non ci sarà uno scudo penale, ma un nuovo strumento normativo verrà presentato da Fratelli d'Italia per garantire serenità alle forze dell'ordine. È d'accordo? Le forze di polizia del nostro paese garantiscono standard elevatissimi di professionalità. Qualsiasi strumento di sostegno e supporto rispetto al loro lavoro mi vede favorevole. Di certo nessuno si sogna di assicurare una sorta di impunità che nemmeno gli stessi agenti o militari richiedono. Ma una mancata iscrizione nel registro degli indagati non diventerebbe una violazione del principio di uguaglianza? I tecnici stanno lavorando per tutelare la specificità del lavoro svolto dalle forze di polizia, rimanendo all'interno dell'ordinamento costituzionale e delle altre norme vigenti. Ma la semplificazione linguistica della definizione scudo penale non deve assolutamente far passare il messaggio che l'obiettivo sia introdurre una sorta di impunità, perché non è così. Dunque non impunità, ma più tutele. Vogliamo garantirle a chi nell'esercizio delle sue funzioni si trovi ad affrontare casi delicati e molto complessi, come quello verificatosi a Villa Verocchio. Appunto nel Riminese, la tutela legale degli agenti è una misura sacrosanta che abbiamo inserito nel DDL sicurezza
attualmente in approvazione in Parlamento, e prevede un sostegno economico per chi si trova ad affrontare i procedimenti giudiziari. Nello stesso provvedimento c'è l'introduzione di aggravanti come nei casi di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Gli esponenti di Fratelli Italia Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami hanno detto che per le forze dell'ordine non può valere una presunzione di colpevolezza, e presto arriverà una petizione anche sul tema di Fratelli Italia. Le garanzie debbono essere assicurate a tutti i cittadini. Ciò detto, non vi è dubbio che alcuni degli effetti dell'automatica iscrizione nel registro degli indagati abbiano talvolta determinato prolungate penalizzazioni per chi lavora proprio per l'affermazione della legalità e della sicurezza. È un tema complesso e delicato, ma non per questo è inopportuno lavorare per trovare adeguate e specifiche forme di garanzia. E allora poi ve lo stavo anticipando velocissimamente prima di iniziare il nostro collegamento con gli ospiti. Vedete qui la riflessione proprio di Bruno Vespa sul DDL Nordio, siamo appunto a pagina 6 del Resto del Carlino di oggi. Vedete rivoluzione e giustizia, sorteggio e 2 CSM, le vere novità della riforma, il dibattito sulla separazione delle carriere mette in ombra l'impianto della legge. I sorteggi, Palamara ammise che fossero l'unico argine al potere delle correnti. E qui infatti la conclusione, con questa legge l'Italia si mette alla pari con la maggior parte dei paesi del mondo, e in Europa, tra gli altri come la Francia, un solo CSM diviso in 2 sezioni, o consigli separati come Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Olanda, Gran Bretagna, per non parlare dell'Europa orientale. Quasi dappertutto nel mondo il pubblico ministero dipende dal governo, circostanza che invece viene esclusa dalla riforma Nordio. E per completare definitivamente questa rassegna stampa di oggi, prima pagina del Corriere della Sera, vedete con Gaza il sì di Israele alla tregua, la sentenza poi su TikTok, oscurare o vendere, telefonata tra i leader, cioè tra Trump e Xi Jinping, ma vi segnalo soprattutto gli editoriali. Quello di Aldo Cazzullo sulla svolta in arrivo di Berlino, la crisi da destra, e cioè, lo stavamo dicendo prima, rallentamento dell'economia tedesca, ma lui qui sostiene, pagina 36, ecco vi ci porto un secondo, sostiene che in ogni caso l'economia tedesca, il PIL tedesco resta superiore a quello italiano. Questo è lo spunto di riflessione. Vedete che lui scrive qui a proposito appunto della storia anche tedesca, perché scrive: di sicuro guardare il futuro con gli occhiali del passato non ci aiuterà a capire, anche a proposito, no, di quello che si attende per l'avanzata di Alternativa per la Germania, che potrebbe arrivare quasi al 20%, probabilmente sarà tagliata fuori dai giochi di governo e ci sarà una vittoria della CDU, scusatemi, a guida di Friedrich Merz, e quindi comunque una CDU più a destra. Però qui lui scrive, Aldo Cazzullo: di sicuro guardare il futuro con gli occhiali del passato non ci aiuterà a capire. Il nazifascismo non torna, non tornerà, e ci mancherebbe altro. Nulla torna mai davvero nella storia. Ma una svolta sovranista della Germania, qui lui scrive, sarebbe un guaio pure per i sovranisti italiani. C'è sempre un sovranista più grosso di te, e la Germania, che la propaganda racconta come messa molto peggio di noi, ha comunque un PIL quasi doppio del nostro. E poi, per chiudere, sempre a pagina 36 di oggi del Corriere della Sera, il valore della nostra storia, con Ernesto Gali della Loggia, che difende le proposte del ministro Valditara, perché difendono le nuove linee guida presentate dal ministro sulla scuola. Benvenute le critiche, ma non siano ideologiche. Insomma, qui lui conclude: ogni critica non solo è lecita ma benvenuta. Prima di criticare però non sarebbe male anche pensare a quello che si sta per dire. E cioè lui giustamente dice: ma non si può non prescindere dalla storia, dallo studio della nostra storia, dell'Occidente e della Bibbia, che appartiene a uno di quei codici culturali. Lui qua scrive, citando un certo Northrop Frye, una di quelle storie affiancate a quelle di Omero, di Virgilio, e quindi uno dei capisaldi della nostra cultura. Ma io mi scuso con i nostri ospiti perché ho sentito, mi sembra, Matteo, che ci hai già raggiunto, vero? Esatto, Buongiorno a tutti. buongiorno. E ci ha raggiunto anche l'altro Matteo Carnieletto, vero? Buongiorno a tutti. Eccovi, adesso vi vedo. Io levo anche la condivisione schermo e mi faccio vedere, mi ostendo. Allora, grazie per averci raggiunto.
grazie a Matteo Desio, ricordiamo conduttore per Te la rido io l'America su queste onde di Radio Libertà, grazie a Matteo Carneletto, ricordiamo appunto vice caposervizio per il giornale. Allora vengo subito da lei, dottor Carneletto, con la domanda, come stavamo anticipando prima, su questo tema delle comunque violenze islamiste che abbiamo visto anche a Capodanno, nella notte di Capodanno a Milano. Ma allora non è un fenomeno nuovo, come ha ricordato lei sul giornale, questo già risale al 2016, quel Capodanno a Colonia, però già allora, come giustamente ha fatto notare, da una certa parte, per esempio anche dai procuratori, si era minimizzato e si era quasi voluto insomma passare sotto silenzio, si era criticato la stampa perché dire dei procuratori, dei magistrati, questo non dipendeva tanto dalla presenza di profughi indisciplinati, ma da una presunta misoginia. Sì, assolutamente, anzi vi ringrazio per darmi la possibilità di parlare di questo tema, perché purtroppo sia nel 2016, quando erano accaduti i primi fatti di Colonia, ma poi anche negli anni passati sono già successi a Milano, sono successi probabilmente anche a Desenzano del Garda e così via. Cioè, purtroppo si vuole tacere quello che sta accadendo oggettivamente, ovvero che ci sono delle violenze islamiche, violenze soprattutto portate avanti da personaggi, da persone legate che provengono dal Nord Africa e che hanno come obiettivo quello di mettere prima nell'angolo, quindi di isolare, di staccare dalle altre persone le donne che si trovano per strada nelle piazze, poi di palpeggiarle e molestarle o violentarle, il cosiddetto Taharush Gamea, che abbiamo purtroppo imparato a conoscere come termine in questi giorni, che sta diventando sempre più frequente. Non dimentichiamoci anche della violenza che c'è stato nella notte tra il 10 e l'11 di gennaio all'Alcatraz a Milano, tra l'altro molto vicino a dove è la sede del giornale, quindi un luogo da cui passo tutti i giorni, dove una ragazza è stata molestata da un gruppo di una decina di persone, tra cui un egiziano che è già stato fermato. Quindi qual è la cosa da rilevare? La cosa da rilevare è che questi fatti stanno diventando sempre più frequenti, e se stanno diventando sempre più frequenti è bene parlarne, perché diciamo così, essere consapevoli di ciò che è attorno a te è utile per difenderti anche, perché purtroppo siamo in questa situazione, siamo in un momento in cui dobbiamo essere consapevoli di ciò che c'è attorno a noi per difenderci. Purtroppo però cosa accade? Che molto spesso, soprattutto una certa parte politica che ci dice che a Milano va tutto bene, Madama la Marchesa, che non ci sono problemi legati all'integrazione, eccetera, se ne frega altamente, perché è l'ideologia che deve prevalere sulla realtà, per cui chiunque osi dire che c'è questo problema, c'è un problema importante di integrazione, c'è un problema importante di gang straniere che ormai fanno quello che vogliono, eccetera, cerca di far tacere tutto questo. E è bene parlarne, è bene esserne consapevoli, come dicevamo prima, è bene agire. Ecco, quindi anche le ragazze che stanno in gruppo, purtroppo non potevano permetterselo tanto tempo fa, non se lo possono permettere molto meno adesso. Esattamente, e poi quando si chiede la repressione di questi fenomeni si passa, per i fascisti, per quelli che vogliono lo stato di polizia, vero Matteo? Cioè poi alla fine è Esatto, sempre esatto. una Dottore, delegittimazione. noi volevamo chiederle appunto su questo un argomento molto importante, perché sia io che per Vittorio ne abbiamo spesso parlato in questa rubrica. Parlavamo appunto dell'Iran, anche lei lo ha citato nei suoi articoli, un Iran e altri stati islamici che non sono mai stati criticati alla fine dalla propaganda, come diceva lei, da queste persone che, spinte dall'ideologia, alla fine hanno descritto solo il sistema patriarcale, quello occidentale, come negativo, ma non quello islamista, dove in realtà è molto più preponderante ed è molto più invasivo anche nella vita di tutti i giorni. Volevamo chiederle Sì, appunto quando si comincerà a descrivere veramente la situazione in questi paesi in maniera negativa, come tra l'altro abbiamo visto con la collega Cecilia Sala.
Ma noi lo facciamo già, cioè che poi non è descrivere in maniera negativa, è semplicemente descrivere ciò che accade, che è quello che facciamo quando si parla di Tarush Gamea, quando si parla di Iran o di altre situazioni, perché appunto la prima regola del giornalismo teoricamente dovrebbe essere descrivere semplicemente i fatti, quello che accade, cioè proprio è un quadro realista, diciamo, quello che dovremmo fare. Il più delle volte però chi fa un giornalismo di tipo ideologico fa un ritratto impressionista che fa impressione, nel senso queste pennellate larghe che servono a descrivere solamente ciò che va bene o per nascondere ciò che va male. Quindi c'è questa fascinazione per tutto ciò che ha a che fare con il mondo islamico. Abbiamo visto anche in Siria quando c'è stato il cambio di regime, certamente Assad non era uno stinco di santo e il 500.000 di morti che ci sono in Siria sono gran parte anche sulla sua coscienza, ma quello che è venuto oggi, quindi Al Jolani che ha cambiato nome, tutto quanto, fino a ieri erano un gruppo terroristico chiamato Hayat Tahrir al-Sham, che è un gruppo terroristico di ispirazione islamista radicale che giustiziava le donne per strada. E già adesso, come abbiamo visto, si è rifiutato, ad esempio, anche lui di stringere le mani alle donne che ha incontrato, ai politici occidentali donne che ha incontrato. Perché? Perché viene da quella cultura lì. Qualcuno ce l'ha detto? No. Mentre Assad lo faceva, che ripeto, aveva tutti i limiti del caso, poteva essere un criminale, un dittatore, tutto quello che voleva, però sotto questo particolare punto di vista era molto più libero di Al-Jolani. Di Al-Jolani questi fatti vengono taciuti, per esempio, vengono taciuti su di lui, vengono taciuti sull'Iran, sull'Arabia Saudita, che oggi ci viene presentata come, e anzi da tempo, ma oggi particolarmente perché sta svolgendo un ruolo importante nella crisi mediorientale come il grande paese illuminato di Bin Salman, ma purtroppo la cultura dominante è quella islamica, spesso islamica radicale, che vede la donna in secondo piano. E se la donna è in secondo piano, ragionano così, noi possiamo fare di lei tutto quello che vogliamo. Possiamo quindi prenderla, possiamo palpeggiarla, possiamo farle le peggio cose, tanto è di fatto un oggetto. È così che ragiona tanta gente che viene nel nostro paese senza adeguarsi non solo a quelle che sono le nostre leggi, che sarebbe il punto minimo di una convivenza civile, ma tantomeno apprezzare quella che è la nostra cultura, che vede nella donna invece un alter ego, una parte importante e complementare della nostra società. E quindi ci si arriva a una convivenza di fatto impossibile. Io vorrei citare, perché è un argomento mio di riflessione di questi giorni, che condivido con voi in un certo senso in anteprima. Dicevo, vorrei condividere 2 titoli. Il primo è Il campo dei santi, che è un libro che è stato per certi versi profetici. Il suo autore, Jean Raspail, immaginava appunto la venuta nel vecchio continente, lui la immaginava dall'India, però di queste migrazioni enormi di massa che scardinavano tutto il sistema occidentale, cambiavano totalmente la vita delle persone occidentali in peggio. E il secondo è Guerriglia di Laurent Oberton, che tra l'altro è un libro che è una trilogia, è un libro che si basa però sul report dei servizi segreti francesi che immagina le banlieue in fiamme. E cito questi 2 libri perché purtroppo raccontano esattamente, seppur una finzione letteraria, ciò che purtroppo stiamo vivendo noi. E non sono tempi buoni, tempi felici oggi, e temo saranno molto peggiori tra una ventina d'anni. Sì, è uno scenario veramente inquietante, ma c'è rimasto veramente pochissimo tempo e allora le chiedo di ritornare sul Medio Oriente, dottor Carniletto, perché prima giustamente accennava anche a quello che è successo in Siria. Io prima ricordavo che lei è stato uno dei primissimi giornalisti ad intervistare proprio l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo la liberazione di Aleppo nel 2016. E allora le chiedo subito, reggerà questo
alla fine trattativa che è riuscita a creare Trump, questo cessate il fuoco. E pensiamo al fatto che tanti, no, avevano paura di questo suo ritorno alla Casa Bianca, e già uno dei primi risultati è questo frutto di una pace che si spera possa essere duraturo, ma tanti avevano sottolineato, guardate, che era stato proprio Trump a far realizzare gli accordi di Abramo. Insomma, questo insediamento sta iniziando sotto una buona stella, o no? Allora, diciamo che, è presto dire se, nasce sotto una buona stella o meno. Di certo ci sono stati tanti cambiamenti. Io la stessa caduta di Assad la leggo anche come una, diciamo così, una pedina, un pedone anzi nella scacchiera, che viene ceduto in cambio di un altro pedone che è Zelensky, perché se no non si spiega come Assad sia potuto cadere così in fretta in Siria senza combattere. Quindi io credo che da una parte le garanzie che si son date le 2 grandi potenze che si stanno parlando oggi, quindi Stati Uniti e Russia, sia: io ti tolgo Assad, che è un problema per quella stabilità regionale e per i tuoi alleati in Medio Oriente, e tu mi togli Zelensky in Ucraina e arriviamo a una pace del 2025. Per quanto riguarda velocissimamente lo scenario tra Israele e Gaza, io credo che almeno per un po' la tregua reggerà, ma Israele ha già detto che se non verranno rispettati tutti gli accordi si ripartirà, perché credo che l'obiettivo di Israele alla fine sia quello di eradicare completamente Hamas, e non l'ha ancora fatto. Quindi credo si andrà ancora avanti per un po' dopo la tregua, anche se spero che ovviamente ciò non accada. Grazie, chiarissimo anche per questa previsione, appunto proprio su uno scambio, no, di pedine. Probabilmente la stessa leadership di Zelensky potrebbe poi risentirne con questa presidenza Trump. E allora grazie ancora per essere stato con noi, speriamo di riaverla presto, perché purtroppo vede il tempo qui sempre vola, Vola. e magari terremo, ecco, anche un'intervista più lunga. E grazie anche al nostro Matteo De Sio, Ci e vi ricordo mancherebbe. appunto lunedì andrà in onda, se ci puoi dare già qualche anticipazione, non so, immagino, presumo Parleremo proprio di insediamento. Esatto, parleremo dell'insediamento, cercherò di analizzare in sintesi i più importanti ora componenti dell'amministrazione Trump, e non vedo l'ora di vedervi e di farmi ascoltare il lunedì dalle 9:35. Grazie ancora allora a Matteo De Sio, a Matteo Carnieletto, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, mandati tanti messaggi, grazie a Lorenzo dalla regia. Allora, buona continuazione qui su Radio Libertà, proprio con l'editoriale e direttore Giovanni Sallusti. Buon fine settimana, grazie ancora. Avete ascoltato